Tu fa l'America, americano, oh oh. Sienta me chi tu fa, oh oh. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, oh oh. O ti senti disturbato. Ok Andrea, puoi accomodarti sul nostro palco, bocca al lupo. Mi raccomando, stiamo ancora a Cristi. Diamo il benvenuto sul palco di Pior ad Andrea D'Alessio. Ciao a tutti, il mio nome è Andrea D'Alessio, sono un cantautore e beatboxer. Spesso l'attenzione si basa su due punti. Uno è il cantautore, quindi sui testi. L'altro è il beatboxer. Il beatbox, per chi non lo conoscesse, è riprodurre suoni attraverso la voce. Diciamo che nasce in America principalmente per il freestyle. I rapper avevano bisogno di una base e quindi quando non c'era quella cassetta gigante che portavano sulle spalle, c'era il beatbox. Quindi nasce con 3 suoni principali: il kick, l'hi-hat, lo snare. E si creavano delle dinamiche per poter fare delle basi tipo questa. Poi si è evoluto e c'è stato un intervento un po' più musicale, quindi si cercava di riprodurre suoni tipo tromba, chitarra, e quindi c'era la chitarra oppure la trumpet, quindi diciamo che ho provato poi a inserire un po' l'aspetto del cantato, perché era esclusivamente una riproduzione di suoni. All'inizio era in discoteca, quindi c'era una routine che facevo spesso e che voglio riproporvi oggi, che è molto disco, molto EDM, molto house, e spero vi piaccia. Ladies and gentlemen, listen. Bass. Day and night. Fiorenza, Foggi, Troy, I love your city. Da casa fammi sentire la voce. Questo lo conosci? I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like a boom. I like to move it. You like a babe, senti il beat, elettronico.
babe, senti il beat, elettronico, babe, senti il beat, elettronico, babe, elettronico. Poi però c'era una parte mancante che era molto forte, che per me da cantautore che mancava, che era un po' l'aspetto cantato. E quindi ho cercato di capire come potessi in qualche modo inserire questi due aspetti, quindi il cantato e il beatbox. E quindi ho provato a farlo un po' con la tradizione, perché spesso, che ne so, facevo dei pezzi in inglese ma non li sentivo molto miei, tipo Birds fly at night, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Divertente, però nelle parole inglesi, non lo so, io ho sentito sempre una lontananza e quindi ho provato a farlo con quello che abbiamo in questa terra, tra l'altro straordinaria, e l'ho provato a fare con la tradizione. Quindi adesso vi faccio sentire una versione di Tuo fa l'americano, un po' atipica, però spero vi piaccia. Porte cazzone con uno stemma a rete, una cupolella a visiera aizzata, passa scamba piano per tuleta, con mano a per te fa guardare. Tu fa l'America, non americano, oh oh. Sienta a me chi tu fa, oh oh. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, oh oh. Poi ti senti disturbato, tu fa l'America, fa l'America, oh oh oh. Tu fa l'americano, americano, ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente a fa, ok napolita, tu fa l'America, tu fa Allora, adesso vorrei farvi ascoltare un pezzo al piano. Diciamo che non è un mio fedele amico per adesso, perché lo suono da relativamente poco, però quando scrivo al piano, quindi vorrei proporvi una cosa molto diversa da quella che abbiamo fatto fino ad ora. Però mi faceva piacere, ecco, salutarvi però con qualcosa che mi appartenesse al 100%. Quindi vi faccio ascoltare un mio pezzo, si chiama Ad un passo da te, e spero vi piaccia. Vorrei avere spazio nelle tasche per portare con me il tempo e non perderne un secondo in un albe ogni tramonto. Vorrei una casa tutta mia, magari al mare, per custodire ogni sorriso, tutti i baci che non ho mai dato per paura di un rifiuto, dove l'orgoglio non può entrare, dove si può comunicare
dove il silenzio è una scelta che ci ricorda il paradiso. Vorrei capitasse ora, ora, e poterti amare ancora, ancora. E se capitasse ora, ora, sarei sempre al tuo fianco, ad un passo da te. Saresti sempre al mio fianco, soltanto a un passo da me. Non mi dire che ok, se poi non parliamo. Litigare si può se ci si tende la mano. Vorrei capitasse ora, ora, e poterti amare ancora, ancora. E se capitasse ora, ora, sarei sempre al tuo fianco, ad un passo da te. Saresti sempre al mio fianco, soltanto a un passo da me. Grazie mille, il mio nome è Andrea D'Alessio e questa è la mia visione per Pure. Grazie. E se ti è piaciuto l'episodio, mi raccomando lascia un like o il tuo numero di telefono, quindi ti amo per un caffè, cioè tu comunque lascia qualcosa, yeah.